Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre belle notizie, tanto per dire, stavolta è uscita un articolo su diciamo, un giornale, diciamo, scientifico, addirittura pubblicato su New York Times, quindi ha fatto, diciamo, ragazzi, peggio di quello che faccio io. Diciamo che riguarda la possibile e vicina eruzione del supervulcano. Ciao Christian, ciao Masiak. Quindi una possibile eruzione del grandissimo supervulcano di Yellowstone. Ciao ragazzi, ciao degli Stati Uniti. Diciamo che Yellowstone, come saprete ragazzi, è un parco nazionale situato tra l'Indiana e l'Idaho. Ciao Danny, like pure a te. Quindi il parco è noto per la sua grande... dicono che stiamo messi male, che... Danny. Ciao Gabriele. Diciamo che il parco è noto per la sua grande estensione, ragazzi, è proprio grandissimo. In effetti è una cosa proprio colossale questo vulcano, in effetti, perché è 60 km lungo, 29 km larga e 12 km profonde. Quindi diciamo ragazzi, questo è un è una bella bomba ragazzi, quindi periodicamente questo diciamo i geyser che ci sono salgono, si possono ammirare tranquillamente andando lì nel parco nazionale e purtroppo ci sta un problemino ragazzi, questo qui è molto potente. In effetti un'eruzione liberò in atmosfera 1000 km cubici di materiale piroclastico. Si tratta, ragazzi, di un confronto 1000 volte superiore a quanto nel vulcano Monte St. Helens nel 1980 provocò un effetto globale di -1 grado. No, no, leggo molte, diciamo, riviste scientifiche, sia in inglese che in altre lingue, e diciamo che mi informo in effetti. Sì, sì, Yogi e Bugo, sì, bravo, è quello là comunque. Quindi diciamo che se succederà una cosa, diciamo così, una quantità 1000 volte superiore a quanto accade a quel vulcano nel 1980, ragazzi, il sole si oscurerà per circa 4 anni. Pensate un poco. Effetti devastanti giustamente per l'agricoltura e causando un raffreddamento climatico di diversi gradi, diciamo, in questi 4 anni. Senza contare che secondo quest'articolo, ragazzi, che lo potete andare a leggere sul New York Times in inglese, poi fate la traduzione, che la eruzione causerebbe la morte di ogni essere vivente per migliaia di chilometri, diciamo attorno all'esplosione, causando anche, forse dicono, la probabile evacuazione della popolazione degli Stati Uniti, pensate un poco, e del Canada. Voi pensate quanto è grande gli Stati, pensate quanto sono grandi gli Stati Uniti e il Canada. Metteteli tutti insieme e evacuatelo. Cioè, è una cosa impossibile, ragazzi. Statisticamente, già evacuare Napoli sotto a Vesuvio già risulta un'impresa impossibile, già questa. Ma immaginiamo che gli Stati Uniti devono evacuare tutti quanti gli stati insieme al Canada. Una cosa, dove li mandiamo tutta questa gente? A parte questo, diciamo che loro hanno detto la loro in effetti, quindi questo gruppo di scienziati hanno detto che questa esplosione potrebbe causare questo, non dicono, poi dipenderà sempre dalla forza che esploderà, però siccome sono milioni di anni che sta fermo, quindi se lo farà come l'altra volta, nulla, è uscito un articolo sul New York Times che parlava diciamo, parla del vulcano Yellowstone. Gli scienziati sono preoccupati perché la sua eruzione potrà cambiare il clima per 4 anni. Quindi evacuazione degli Stati Uniti di tutta la popolazione e del Canada.
No, no, anche lo spiegano, stava arrivando, anche i Campi Flegrei, ragazzi, è lo stesso. Anche loro hanno parlato del nostro famoso Campi Flegrei e hanno detto che è lo stesso dello Yellowstone. Quindi diciamo che però a differenza di come stanno le cose è più probabile che diciamo che è più probabile che esploda quello di Yellowstone rispetto ai Campi Flegrei, per come sta la situazione, capite? Questa è la cosa che loro vogliono dire. Per come sta la situazione, sono due vulcani simili, super vulcani, però quello che più ha la possibilità di esplodere per il momento rimane Yellowstone. Quindi per loro adesso il problema è questo vulcano super, e appunto chissà dove, non lo so, ti dico una bugia, Christian, non lo so. In effetti se ci sarebbe questa eruzione ci sarebbero milioni di morti in quelli là che stanno intorno al parco, quindi ci saranno milioni e milioni di morti. Poi si dovrebbero evacuare i restanti, quelli che sono vivi, il Canada, poi calcola che per 4 anni il sole verrà oscurato da questa nube piroclastica che sarà nei cieli, e quindi per 4 anni diciamo che tutto il mondo andrà, diciamo, non avremo più l'estate, diciamo così. Però la cosa più preoccupante è che non ci sarà più l'alimentazione, cioè l'agricoltura, a parte quello sotto le serre, diciamo, ma tutti i campi che stanno al di fuori delle serre non ci sarà più nulla, ragazzi. Quindi ciao, grazie Marica, ciao. Ma guarda Pina, con tutto il rispetto della religione e tutto, non credo che questo possiamo dare un segno, diciamo, di Dio in effetti. Questo è un problema, diciamo, che ci è sempre stato, capisci? In effetti le eruzioni, i terremoti ci sono da sempre, quindi non sono, diciamo, segni che possono indicare la fine dei tempi, capisci che voglio dire? Sì, è normale Gabriele, quindi calcola l'agricoltura, la fotosintesi delle piante, calcola per 4 anni la luce solare non passa sulla Terra, quindi sarà un disastro generale. Ci sarà l'abbassamento delle temperature, non è che congeliamo ragazzi, partiamo da questo. Non è che ci copre tipo il film dove il ghiaccio ci copre tutti, non è così. Ci saranno 4, 5, 6 gradi in meno rispetto, diciamo, alla media normale. Ci saranno 10 gradi in meno rispetto al... Però se già in Artico ci sono meno 20, faccio l'esempio, arriverà a meno 30, meno 35, quindi ci saranno 10-15 gradi in meno, ragazzi. Quindi calcolate che già qua un grado in più fa sciogliere i ghiacciai. Quindi mo calcolate se fosse meno, che succede? In effetti l'agricoltura è quella che ne risentirebbe di più, in effetti il congelamento, in effetti ragazzi lo sappiamo tutti che quando grandina, quando fa freddo l'agricoltura, ciao ciao e buonanotte. Quindi diciamo che il sole ci serve per l'agricoltura. 4 anni senza sole, non so se mi spiego, l'agricoltura ci dovremo arrangiare con quello che sta sotto le serre, e quindi costruire serre per fare luce artificiale per, diciamo, tirare avanti finché non ritorna il sole di nuovo. E loro non dicono una data, non hanno detto, dicono però sono preoccupati che è prossimo, però il loro prossimo può essere fra 2 anni, 3 anni, 10 anni, cioè però hanno detto che prima o poi succederà, non hanno dato domani o dopodomani. Allora, oggi e domani c'è al nord, la verità, c'è la parte settentrionale della Sicilia e forse un po' domani in Campania e in Puglia, quindi pure io mi salvo un po' domani. Poi per il resto nulla, tutto sole. No, prossimo non è prossimo, in effetti gli scienziati non dicono 1 anno, 2 anni, 3 anni, dicono purtroppo che più si sta andando avanti e più ci sta questo pericolo, potrebbe accadere domani come fra 50 anni, quindi non è che danno una... non possono dirti una data esatta, sono solo preoccupati perché le cose stanno peggiorando, cioè si sta accumulando tutto questo magma, la caldera si sta facendo più grande in effetti, loro calcolano questo.
Quindi come se come una bottiglia, se tu la riempi, facciamo il palloncino che è più facile. Tu gonfi, gonfi, metti acqua, metti acqua, metti acqua, arriverà il giorno che il palloncino prima o poi esplode. E così sarà pure per il magma che si sta accumulando. Accumula oggi, accumula, si ingrandisce finché non esplode. Questa è la dinamica che hanno fatto loro, in effetti. Da una parte dovrà uscire. Se uscirà in modo normale, allora ci salviamo, nel senso che, tipo come l'Etna, che da un lato esce la lava e va a mare, allora sfoga così, ma se fa una botta, perché questo vulcano non è come l'Etna, questo è esplosivo, questo è come un tappo qua, questo se esplode ragazzi fa un macello. Sì, ultimamente, a parte che, mo ti dico una cosa, io trovando notizie, notizie, a finale sono preoccupati anche di questo famoso asteroide che ha colpito la Sardegna. Non lo so perché dopo tanti giorni, ragazzi, se ne parla ancora. Un po' la verità sono preoccupato perché se ne sta parlando davvero troppo. Cioè ogni volta che io vado a trovare qualche notizia in inglese o qualche cosa, in un articolo trovo sempre il fatto diciamo che è accaduto in Sardegna in effetti, cioè che è stato 86 tonnellate di titolo, tritolo, che dicono più era 2 metri, ci dobbiamo preoccupare, ma ogni giorno esce un articolo nuovo di questo famoso meteorite, che asteroide che sia, ha sorvolato i cieli della Sardegna in effetti. È una cosa che stanno ripetendo tutti i giorni, non lo so se devo preoccuparmi oppure no, ma mi pare strano che la NASA, la ESA e tutte queste, diciamo, ne parlino ancora a distanza di tanti giorni, quindi come non avessero mai visto qualcosa di simile, non lo so. Dal 1988 non era mai capitata una cosa così, cioè sono proprio allarmati, non so perché, questo è quello che mi fa più paura a me, ti fanno pensare che forse, ma fa che sta qualche altra cosa che sia in arrivo, questa è la paura che più mi prende in effetti, perché tutta questa preoccupazione per questo. Sì, sì, sono tutti detriti in effetti, quindi in effetti si farà diciamo come uno strato nell'atmosfera e la luce solare non riuscirà a passare. Questo è tutta cenere, detriti, gas, quindi è come un mantello che si forma sull'atmosfera e il sole non riesce a penetrarlo, diciamo. Ciao Marcella. Sì, Maria, forse ci sta qualcosa che non va in effetti, perché, ripeto, dopo tanti giorni io giro davvero il web, qualcuno mi dice come fai a sapere tante cose? Perché ringraziando un po', conosco l'inglese, quindi vado a vedere tutte le testate scientifiche, giornalistiche, ESA, NASA, e tutte in inglese e vedo che cosa dicono. Se trovo l'articolo che mi piace lo traduco oppure mi aiuto col traduttore, se riesco a tradurlo io oppure mi aiuto col traduttore. Vado in Russia, trovo articoli russi, vado quasi ovunque, in Cina, Giappone, l'articolo che mi interessa, poi faccio la traduzione e poi a parole mie faccio diciamo il video come lo sto facendo mo'. Quindi questo qua che vi sto raccontando ragazzi l'ha pubblicato niente meno che il New York Times, quindi il giornale proprio americano, quindi lì non sfugge nulla ragazzi, quindi questa è una notizia che io ho letto lì, cioè che sta facendo il giro del mondo poi, perché giustamente quando lo dice il New York Times quindi la gente si preoccupa in effetti, dice che sta succedendo, per dirlo una testata giornalistica così famosa qualcosa ci sta che non va, quindi non è un'invenzione una cosa, capisci? Non è che è come quando diciamo Nibiru oppure queste altre cose. E io quello che mi preoccupa è proprio questo in effetti, posso pensare che forse ci sia qualche altro asteroide in arrivo, forse è questo che perciò loro hanno questa paura, questo è quello che mi preoccupa per la maggior parte, perché li vedo troppo preoccupati di questi 2 metri di asteroide, cioè non è che sono arrivati 50 metri. Però tutti i giorni, ragazzi, vi giuro, leggo un articolo, ma pure in italiano, ragazzi, voi andate su Google Italia,
e scrivete asteroide Sardegna. Fino ad oggi ne parlano, tuttora oggi. Stamattina pure vagando ho trovato 86 tonnellate di nitrolo, qui sotto, sopra, qui gli scienziati preoccupati. Cioè, ma preoccupati di che? È passato l'asteroide. Cioè, loro proprio per questa cosa, questa fissazione, 86 tonnellate di tritolo. L'abbiamo capito, l'ha scritto una volta, l'ha scritto due volte. Cioè, al finale è pazzesca. Sì, ma a parte Gabriele che un asteroide, diciamo, ha la possibilità di cadere, come hai detto tu, al 75-80% in mare. Questo è poco ma sicuro. O di solito, ragazzi, a malincuore colpisce la Russia, in effetti. Difficilmente un asteroide colpirà la Terra, nel senso terra-terra. Se colpirà, colpirà sicuramente in mare, perché parliamoci chiaro, il 70% del mondo è più o meno composto da acqua, quindi la maggior parte cadono nel mare, nell'oceano, quindi non è questo il problema. Bravo, il problema è chissà perché ne stanno parlando così tanto. Come pure Yellowstone, vabbè, Yellowstone si è sempre saputo che è un pericolo, come i Campi Flegrei sono un pericolo. Sono super vulcani e sono capaci di cambiare il clima a livello mondiale. Per non parlare poi dei morti, giustamente, che ci sarebbero a livello locale, diciamo lì dove sta il parco di Yellowstone. Pensa che dicono che bisognerebbe evacuare tutti gli Stati Uniti, compreso il Canada. Pensate un po' che cos'è sto coso, quindi ragazzi, voi pensate quanti stati sono in America, contate pure il Canada, e pensate che dobbiamo prendere tutte queste persone e portarle da un'altra parte. E come fai? E ci vuole la bacchetta magica per fare una cosa così. Statisticamente, secondo me è impossibile proprio. Perlomeno credo. E quando ci vorranno mesi e mesi per fare una cosa di questa? Forse. Pure qualche anno per spostare tutta sta gente. E mentre non spostano in un anno tutta sta gente già sono morti. Non lo so, forse è un problema di YouTube, perché già qualcuno me l'aveva detto sto problema delle notifiche. Diciamo che io non, non posso fare nulla. In effetti quando ti iscrivi al canale esce, quando faccio un video ti dovrebbe arrivare diciamo, una notifica: Giuseppe sta in diretta. Quindi che ne so, prova ad iscriverti e a iscriverti un'altra volta, può darsi che così funziona. Ti togli e poi ti metti di nuovo, prova così, può darsi che così ti arriva la notifica. Quindi ragazzi, diciamo che fra vulcani qua, eruzioni e meteoriti stiamo proprio messi male. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi, sempre tanto qualche notizia sempre arriverà. Spero di che oggi sì, cliccare sulla campanella, sì, che così quando io faccio una diretta ti arriva una notifica: Giuseppe sta in diretta. Poi se vuoi vedere vedi, se no basta che col titolo lo passi e va via, diciamo diciamo l'avviso. Vabbè ragazzi, vi saluto a tutti, ciao Marcella, ciao a tutti, ciao Marica, e ci sentiamo più tardi ragazzi, tanto sempre qualche video farò sicuramente al 100%. Va bene, ciao ragazzi, arrivederci a tutti.